stata presentata nell'aula civica del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto l'edizione 2025 del Festival La Musica nel Sacro, rassegna di concerti che avrà luogo da luglio a ottobre nelle chiese del territorio Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Siamo alla seconda edizione, di fatto alla terza, perché siamo nati nel 2023 con la Città Veneta della Cultura dell'Alta Marca, territorio UNESCO, e sono 11 concerti nelle chiese più belle del territorio, nel segno della bellezza, dell'arte, della musica. L'idea e l'iniziativa dell'Istituto Beato Tognolo in partnership, in collaborazione con l'associazione musicale Toti del Monte, Piccola Orchestra Veneta, diretta dal maestro Giancarlo Nadai. La finalità: avvicinare le persone ai luoghi del sacro, avvicinarli alla bella e grande musica, avvicinarli nel segno di una umanità che deve riscoprire il segno alto della bellezza, della cultura, che sono garanzia di bene, per l'umanità, a partire dalle nostre comunità, a partire dal nostro territorio. Quale sarà il primo appuntamento e grazie a chi può essere realizzata questa iniziativa? Allora, il primo appuntamento è proprio domenica 13 luglio alle ore 17 nella cattedrale Santa Maria Assunta di Vittorio Veneto. Abbiamo voluto dare proprio un significato nella partenza quest'anno, proprio perché parliamo di una chiesa giubilare permanente, 200 anni dalla sua consacrazione, il nuovo vescovo, l'idea che insomma nella città madre della diocesi ci sia il segno di questa apertura, di questa bellezza dentro il tema della musica. E le sinergie sono tantissime, noi non possiamo che dire grazie alle realtà istituzionali, alle realtà economiche, alle realtà associative, alle amministrazioni locali, alle parrocchie, a tutti coloro, a partire dai volontari, gli operatori culturali del nostro Istituto Beato Tognolo, che sono impegnati in questa bella cooperazione, sinergia, collaborazione. Amano la musica, amano la bellezza e si rendono disponibili per tutto questo. In questa edizione ci saranno intanto 4 cori. In più ci tengo a sottolineare che, siccome il centenario dalla nascita di Don Mansueto Viezzer, noi come piccola orchestra veneta ci siamo imposti che, nei limiti del possibile, a ogni concerto suoneremo almeno un brano. Qual è quindi l'invito che fa ai nostri telespettatori? Abbiamo dei giovani solisti eccezionali, abbiamo dei professionisti di chiara fama. Tutti i componenti della piccola orchestra veneta lavorano anche con gruppi molto prestigiosi, sicché venite ad ascoltarci. L'invito ad esserci, ad essere presenti, a gustare questo ciclo di 11 concerti. Cominciamo domenica, finiamo il 19 ottobre a Pieve di Soligo, ma sarà un viaggio dell'anima, un viaggio dei sensi, un viaggio della cultura, un viaggio ammirato dentro un territorio di straordinaria bellezza.